Intanto siamo arrivati al sesto anno e siamo molto contenti e devo dire già che l'abbiamo già finanziato per altri 2 anni, per cui io finirò il mandato il prossimo anno, però abbiamo finanziato già per il prossimo anno e quell'altro ancora, il 26 e anche il 27. Un salone di grande successo nei numeri ma anche nella voglia di rinnovare continuamente. Ogni anno cresce e come diceva prima Galassi, l'amministratore delegato di Ferretti, probabilmente nei prossimi anni non avremo più posto. Ritengo che sia un rispetto reale verso le istituzioni, verso la maniera militare, verso tutti quelli che hanno collaborato. Quindi è un grande orgoglio, lo dico, ci saranno, adesso diamo un'informazione per i bambini, venite a vedere qui i genitori, le barche anche quelle piccole, quelle a remi, quelle a vela, e i lumboncini piccoli, tutte le cose nuove, anche ci sono piccoli motori fuoribordo elettrici dove non serve andare forte ma che diventa lo stesso comunque col silenzio è un tema importantissimo, un sacco di cose che poi non si possono racchiudere in 3 secondi del telegiornale, però io ci ho provato. Sì, noi saremo la prima settimana a Osaka, c'era il commissario di governo del padiglione, Mario Vattani, che ringrazio della presenza per rispetto alla città ma anche all'industria nautica, alla cantieristica, che non è solo la produzione di barche ma è anche tutto quello che dobbiamo pensare per l'economia del mare. Siamo ormai a pochissime settimane dall'inizio di questo grandissimo appuntamento, dobbiamo pensare 160 paesi partecipanti, 30 milioni probabilmente e più di visitatori, e molta dell'attenzione sarà proprio sul padiglione Italia. Devo dire è un padiglione splendido, l'abbiamo visto oggi anche in video, diciamo, è quasi ultimata la costruzione, disegnato da Mario Cucinella, interamente sostenibile, ma la cosa più importante è il calendario di questo padiglione, che è uno strumento per raccontare l'Italia, ma anche per promuovere le nostre aziende, la nostra tecnologia, i nostri prodotti naturalmente, e si apre con Venezia. Quindi noi siamo veramente grati ovviamente al sindaco Brugnaro, che ha voluto fortemente aprire Expo, e noi volevamo aprire Expo con Venezia. C'è un motivo, perché in fondo ci aiuta Venezia a raccontare l'Italia che noi vogliamo far conoscere meglio, cioè ampliando e anche aggiornando un po' questa immagine dell'Italia in una regione del mondo che ci conosce, ci ama. Dobbiamo immaginare i giapponesi, ma in generale gli asiatici conoscono Venezia, popolano Venezia quasi tutto l'anno, però Venezia significa anche rispondere ad alcuni dei temi di Expo. Il tema dell'Expo è disegnare le società del futuro per le nostre vite, e quindi si parla di comunità, e una comunità come quella di Venezia, un microcosmo come quello di Venezia, è bellissimo da raccontare. E poi parlare di mare significa parlare del top della tecnologia, perché attraverso il mare, attraverso la nautica, si parla di design, si parla di ricerca, si parla di materiali, si parla anche di energia. Oggi l'abbiamo sentito, si parla molto di idrogeno attraverso il racconto dell'economia blu, soprattutto di quella italiana, perché la nostra industria della nautica va raccontata, e quindi siamo felicissimi che il Salone Nautico sarà uno dei protagonisti di questi primi giorni dell'appuntamento